Bene, buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, di tutti i consiglieri regionali ovviamente della nostra regione per questa importante iniziativa. Insomma, io sono uno dei più vecchi di questo Consiglio, non in termini di età ma in termini di presenza, e penso sia la prima volta che ospitiamo all'interno di questo palazzo la presentazione della Primavera del Prosecco, che insomma diciamo è un evento che insomma tutti i veneti dovrebbero conoscere, vista insomma la storia che ha questo tipo di manifestazione. Però ovviamente ospitare gli eventi a Palazzo Ferrofini vuol dire anche dargli una sorta di legittimazione per il grande valore che hanno. Noi nel corso dell'anno ospitiamo diversi eventi sia culturali ma anche legati tutto al mondo dell'enogastronomia. Insomma, uno dei tanti eventi è quello con l'asparago bianco di Bassano del Grappa, ma abbiamo ospitato i panificatori del Veneto, abbiamo ospitato i produttori di carne, i gelatai, diverse realtà nel corso degli anni. Quindi voglio dire, il Veneto ha sempre dato valore alle eccellenze agroalimentari, ma soprattutto viene dato spazio a quei territori che hanno saputo preservare il loro bene e soprattutto valorizzarlo. Io vi parlo da vicentino che abita nella pedemontana vicentina e non vi nego che guardo a voi sempre con una sorta di invidia, perché nel senso voi avete avuto la capacità, grazie insomma all'eredità che vi hanno lasciato i vostri padri, di avere un territorio stupendo, ma soprattutto di averlo mantenuto intatto, averlo ovviamente valorizzato e mantenuto anche da un punto di vista urbanistico, e oggi grazie all'importante passo che è stato fatto, grazie anche al lavoro della Regione del Veneto, avete anche un importante riconoscimento che è quello dell'UNESCO. E sappiamo benissimo oggi, salutiamo anche il consigliere Roberto Bett, sappiamo benissimo oggi cosa voglia dire valorizzare un territorio, no? Un tempo il Veneto, pensavamo al turismo del Veneto, si pensava solamente alle montagne, quindi a Cortina e al mare, al litorale. Oggi grazie a un lavoro fatto negli anni il Veneto offre in tutti i territori una grande offerta turistica, fatta di qualità, fatta di accoglienza, fatta soprattutto di enogastronomia. E oggi avere qui la presentazione della Primavera del Prosecco, che insomma la chiamate Primavera del Prosecco, ma ho visto il calendario va da marzo a luglio, quindi ormai dovete chiamarla primavera-estate, vuol dire insomma valorizzare prima di tutto il territorio, ma coloro che vivono, lavorano e producono su quel territorio. E noi oggi abbiamo davanti tante sfide, no? E se penso al Veneto, che ovviamente poi sono anche le sfide a livello nazionale, ma è la tutela dei nostri prodotti e del nostro territorio. Noi vediamo che ogni giorno arrivano delle direttive o delle proposte da parte soprattutto dell'Europa che tendono sempre a minare quella che è l'ossatura della nostra agricoltura fatta di tradizione, perché ricordiamoci che la nostra è un'agricoltura sì tradizionale ma che ha innovato molto nel corso degli anni, e quello che noi dobbiamo oggi far capire è che il lavoro che abbiamo ereditato dai nostri padri e che noi oggi portiamo avanti è un lavoro fatto di identità ma anche di tutela del territorio, perché spesso abbinano l'agricoltura col problema ambientale dell'inquinamento su vari settori. E forse noi oggi con queste manifestazioni, con il grande lavoro che stiamo facendo con le associazioni di categoria, ma in primis con i produttori, vogliamo lanciare il messaggio che noi sappiamo produrre bene, produrre di qualità, perché oggi il cittadino è attento anche al prodotto che noi diamo, perché un tempo mi ricordo mia nonna quando faceva il vin, metteva insieme bianco e nero, veniva fuori a rosé, no? Però una volta in quei tempi con le cose povere si facevano le cose che permettevano di tirare avanti. Oggi dietro una bottiglia di vino c'è la storia di un'impresa, c'è la storia di una famiglia, ma soprattutto c'è un prodotto studiato e certificato. E oggi noi dobbiamo lavorare con questi criteri. Uno, per convincere chi magari fa qualche direttiva folle. Due, per dare garanzie al produttore e soprattutto, ragazzi, voi, e ne siete una dimostrazione, avete creato un volano economico e turistico, e penso che questa sia la dimostrazione migliore di come territori che fino a qualche anno fa non erano abbastanza conosciuti oggi sono stati valorizzati veramente in maniera importante. Io adesso lascio la parola al collega Razzolini che ha voluto organizzare questo evento. Saluto tutti i sindaci del territorio, i rappresentanti della provincia, saluto anche Giovanni Folador che è ovviamente il presidente del comitato che organizza la Primavera del Prosecco, c'è Diego Tommasi che è il presidente del consorzio, componente del consorzio, direttore scusi, del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene,
e la dottoressa Marina Montedoro, che oltre a essere direttrice di Coldiretti, oggi è in veste di presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco, Isidoro Reboli, presidente della strada del Prosecco Superiore e Vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene. Al termine della presentazione avremo anche modo di degustare quelle che sono le tipicità del nostro territorio attraverso le piccole produzioni locali. Altro settore che abbiamo valorizzato di recente è un settore che sta dando grandi soddisfazioni in tutto il nostro Veneto. Quindi benvenuti a Palazzo Ferrofini. Tommaso, se vuoi raggiungermi, così ti lascio la parola. Grazie. Beh, intanto grazie a Nicola, perché Nicola è un amico delle nostre colline, nel senso che da quando sono in consiglio regionale, se almeno una volta all'anno con il suo gruppo non vengono in visita, mi dicono: Tommaso, bisogna organizzare, quindi è sempre un piacere averlo qui oggi, che effettivamente ha introdotto questa conferenza stampa, ma è un conoscitore del nostro territorio e dei nostri prodotti. Questo mi fa molto piacere. Ringrazio anch'io i relatori, Giovanni Follador, Diego Tommasi, Marina Montedoro e Isidoro Reboli, per portare oggi comunque una visione della realtà locale della Primavera del Prosecco, ma di tutto ciò che è collegato intorno ad essa, la vicepresidente della provincia Bertelle, tutti i sindaci e amministratori dei comuni presenti, le associazioni, cuore pulsante del nostro territorio, e anche la dirigente, la professoressa dell'Istituto Cerletti di Conegliano, un'eccellenza appunto tutta nostra, di quale siamo fieri e orgogliosi. Io ho deciso di proporre questa conferenza stampa qui perché tante volte capita di vedere territori della regione venire qui e raccontare. A proposito, ringrazio anche il mio collega Roberto Betta, anche lui molto presente nel territorio, quindi non volevo appunto dimenticarmene, e ringrazio per la presenza. Ho deciso appunto di organizzare questa conferenza stampa perché mi piace cercare di dare anche un po' di lustro al nostro territorio. Sicuramente il prodotto della quale stiamo parlando oggi è conosciuto in tutto il mondo, però qui in Consiglio regionale ancora, almeno nella legislatura che sono qui presente come consigliere, non era mai stato fatto, e mi piaceva valorizzare anche questo, perché tante volte capita che ci sono altri prodotti vitivinicoli o altre situazioni dove dicono: non è giusto parlare solo di Prosecco, ci siamo anche noi, e qua non c'è assolutamente nessun dubbio, perché diversificare e valorizzare tanti prodotti sicuramente fa la forza della nostra regione e non è di certo una minaccia per noi. Però ci tenevo anche a parlare del nostro territorio e di quello che siamo e di quello che produciamo. E la Primavera del Prosecco Superiore è molto importante perché quest'anno è la 28ª edizione, quindi ha quasi 30 anni. Vuol dire che 30 anni fa dei luminari, si sono messi d'accordo di iniziare a creare delle mostre dove veniva valorizzato in primis il vino, ma non solo, che si ponevano, grazie alle associazioni e al lavoro di chi gratuitamente è dedito al proprio territorio, vuole impegnarsi e valorizzare, di andare anche a coinvolgere un po' alla volta, e questo si è visto anche poi nei risultati che poi vi elencherò, di coinvolgere i prodotti tipici che non sono solo vino, di coinvolgere il nostro paesaggio e il nostro territorio tramite passeggiate, tramite aspetti culturali, e quindi di coinvolgere delle realtà. E dopo 30 anni oggi noi ci troviamo le colline di Conegliano Valdobbiadene, che sono patrimonio dell'umanità UNESCO, e qui appunto abbiamo la presidente Montedoro, e quindi questo è un grandissimo risultato. Abbiamo prodotti tipici che proprio grazie alla legge regionale del Veneto sono diventate PPL. Sembrava una battaglia impossibile e difficilissima, e forse anche un po' folle all'inizio, perché regolarizzare a casa su una stanza poi la vendita di soppresse e di salami era una cosa che non era concepibile, invece si è realizzata. Oggi è diventata anche legge nazionale italiana, ma non solo, è stata anche riconosciuta a Creta e, se non sbaglio, anche in Brasile, quindi ha avuto un ampio anche un respiro internazionale. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi quella volta ha cercato di valorizzare il nostro territorio ci ha visto lungo, e oggi con dati certi è riuscito a portare a casa questi risultati.
risultati importanti che ci devono permettere di guardare al futuro. Io sono qui in Consiglio regionale e tutti noi del nostro territorio cerchiamo ogni giorno di difendere quello che è il Conegliano Valdobbiadene. Perché? Perché è vero, tante volte, proprio perché è un prodotto di punta che tira, che è la cronaca dei fatti quotidiani, viene anche attaccato. Invece noi dobbiamo essere la difesa, e in ogni situazione dove sì, magari contesta un po' o si cerca di no portare via, ma insomma possiamo anche un po' metterla così in maniera un po' più tranquilla, il luogo storico, o comunque dire il prosecco deve, il baricentro essere in un comune piuttosto che un altro. Ecco, noi siamo qui pronti ogni volta a intervenire quando vedremo certi articoli, certe prese di posizione, perché siamo fieri di avere l'orgoglio di questa storia del Conegliano Valdobbiadene, riconosciuto nel 2009 di OCG, prima era ovviamente una DOC, ma che vogliamo difendere e preservare proprio perché è un'identità che appartiene alle nostre colline e che non è giusto che nessuno metta in discussione. Ecco, e quindi ci tenevo anche a fare questo. Poi abbiamo, dicevo prima, la scuola Cerletti di Conegliano, una scuola che sforna, diciamo, enologi poi riconosciuti in tutto il mondo, e quindi questo è sicuramente un valore aggiunto di cui ne andiamo molto fieri. Ecco. Quindi io questo l'ho detto, poi ci sarà anche un rinfresco, come diceva prima il vicepresidente Finco, delle PPL, piccole produzioni locali, al quale siamo molto orgogliosi di aver introdotto questa legge. Io non ero presente, però sono nate nel comune di Valdobbiadene grazie alla legge regionale, quindi anche di questo ne andiamo orgogliosi. Lo sguardo che oggi invece ci deve porre è come 28 anni fa questi luminari della valorizzazione dei vari prodotti, dove oggi sì, il prodotto principe è il Conegliano Valdobbiadene di OCG, ma che insieme a quello ne arrivano tanti altri, penso al torchiato di Fregona, penso alle soppressi, ai formaggi di Malga e a tantissimi altri, bisogna portare avanti. Quindi dopo io chiamerò alcuni relatori che sicuramente avranno uno sguardo rivolto al futuro, perché oggi noi fino qui abbiamo fatto un bel lavoro e questo lo dimostrano tutti i giorni, ma bisogna pensare a quello che ci aspetta domani. E quindi io invito subito il presidente Giovanni Fodador per intervenire, poi procederemo anche con gli altri interventi. Intanto grazie a tutti per la partecipazione, che mi fa molto molto piacere. Grazie. Mi metto di qua a lato. Tommaso, mi permetto di chiamarti così? Ti ringrazio per questa iniziativa a nome di tutte le proloco del Comitato della Primavera del Prosecco, perché ci fa enormemente piacere essere qui oggi a presentare questa iniziativa che, come hai ricordato tu, è nata 28 anni fa e noi Proloco, come sanno un po' tutti, ci teniamo molto al nostro campanile. A quel tempo anch'io ero presidente di Proloco e ognuno, e quindi mettere assieme queste mostre che si stavano svolgendo sul territorio non è stata una cosa assolutamente, è stata una cosa innovativa, perché Isidoro lo ricorda Gian Antonio Geronazzo, eravamo quante riunioni, quanti incontri, quante baruffe per arrivare, però abbiamo voluto dire se promuoviamo il territorio, se valorizziamo il prodotto, dobbiamo farlo tutti assieme, ognuno rinunciando a un po' del proprio. Non è facile neanche oggi, perché ognuna ovviamente ha la propria personalità, come è giusto che sia, però anche l'ultima riunione che abbiamo fatto l'altra sera a Pieve di Soligo, Isidoro c'era insieme, erano presenti tutte le 17 mostre per programmare, per discutere, per trovare anche un modo unitario di presentarsi, per vedere tutte le nuove iniziative che vengono fatte. E l'altra cosa che a me piace sottolineare è non vanno le slide. Scusa, perché
Scusate, sono un po' emozionato. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è il fatto di tutti gli enti che che compongono la compagine che promuove, che valorizza e che cerca di organizzare assieme questo evento della Primavera del Prosecco. Di fatto sono coinvolte tutte le realtà, la provincia di Treviso, la comunità montana, ovviamente l'UNPLI, l'associazione Mostre, di cui è presidente Giorgio Revoli, il GAL Alta Marca, la Strada, il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, il GAL Alta Marca e l'associazione Alta Marca, che non ce le ricordiamo e stiamo ancora con il sindaco di Valdobbiadene di vedere di rivalorizzarla e con l'ausilio e il contributo un po' di tutti, in primis la Regione Veneto, l'associazione del patrimonio UNESCO del Conegliano Valdobbiadene, e ringrazio la Presidente Montedoro della presenza e sostegno e anche il direttore e tutto il consiglio dell'associazione. E poi abbiamo sempre vicino a noi la Banca Prealpi, la Latteria di Soligo e il consorzio col quale abbiamo. E poi non sto a citare tutti gli altri che ci sono. In modo particolare sono già state citate le scuole, anche questo è un lavoro di cui siamo fieri aver portato avanti in tutte le mostre, con qualche piccola eccezione perché ovviamente ognuno ha le proprie particolarità. Gli istituti per il turismo del territorio del Conegliano Valdobbiadene preparano i loro ragazzi e in ogni mostra c'è un info point, ovviamente nei momenti di maggior afflusso di gente, che accolgono il turista, danno le informazioni e fanno tutto questo. E poi abbiamo una collaborazione che ormai è storica da sempre, e io ringrazio veramente di cuore, l'ha già fatto Tommaso, il consigliere Razzolini, ma mi permetto di farlo anch'io, di ringraziare la presenza della mia preside, anche se non lavoro più a Cerletti, Maria Grazia Morga, e anche della sua collaboratrice, che mi ha portato via il posto e mi ha mandato in pensione, e di questo sono felice, che da sempre sostengono, collaborano. È un gioco di squadra che in tutti, ma ci tenevo perché poi vengono citate ovviamente 1500 volontari, 150 cantine, rete di impresa, eccetera, ma questo rapporto e questa attività con i giovani, perché è importante anche che i giovani capiscano determinati messaggi che anche con la Primavera del Prosecco cerchiamo di portare avanti. Prima che questi giovani, questi ragazzi, noi andiamo nelle scuole a prepararli in modo da avere poi un modo uniforme di presentare tutto l'insieme. Sono 17 le mostre e partiamo il 18 marzo a Santo Stefano di Valdobbiadene, che è tornata dopo il periodo di Covid a essere la prima tradizionale apertura, e terminiamo a Vittorio Veneto e San Pietro di Feletto l'11 giugno. È tutto nella primavera e poi avremo l'evento finale di cui citeremo. È importante perché sono circa 1500 volontari che lavorano in tutte le 17 mostre, e non è cosa da poco, per una presenza di turisti che si valuta sulle 350-400 mila persone. Parlavo prima, e questo è un esempio dell'info point, dei punti di informazione dove coinvolgiamo i ragazzi. Altre iniziative nuove che vogliamo sottolineare è la valorizzazione anche di quelle che sono tutte le peculiarità del territorio. In particolare col centenario di Andrea Zanzotto abbiamo promosso l'iniziativa delle cartoline inviate dagli dei, e poi abbiamo un rapporto
stretto con la rete di impresa Prosecco IS, è l'unica rete di impresa esistente nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, e con la quale ovviamente svolgiamo diverse iniziative come queste delle slow bike della Primavera del Prosecco. Altra particolarità unica è il concorso enologico Fascetta d'Oro. È l'unico concorso ad oggi a cui partecipano solo i vini del Conegliano Valdobbiadene. Noi abbiamo avuto una mostra che non fa più parte del nostro gruppo, perché abbiamo chiesto, con tutte le tranquillità eccetera, che nelle mostre ci sia solo il Conegliano Valdobbiadene, senza voler sminuire gli altri vini, anche il Prosecco DOC, ma solo perché vogliamo valorizzare quel territorio che è unico, particolare, poi l'ha detto l'UNESCO, non l'abbiamo detto noi. E quindi questa particolarità e questo è l'unico concorso fatto con l'associazione Enologi, riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura, e anche lo scorso anno sono state 81 le aziende partecipanti con 221 campioni che sono stati presentati. Altra cosa interessante che è partita lo scorso anno, che ripetiamo quest'anno, col Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, è la scelta più green, cioè premiare quelle realtà aziendali che hanno processi aziendali sostenibili. E anche questo è un segnale che noi vogliamo dare. È chiaro che sappiamo bene i problemi della viticoltura del territorio, dell'enologia, però ovviamente c'è la volontà di andare tutti in questo senso. E lo scorso anno, vedete, è stata premiata una cantina come Valdoca di Valdobbiadene e una piccola cantina tenuta a Riva Luce di San Pietro di Barbozza. Invece il concorso a Fascetta d'Oro è stato vinto da un'altra cantina di Valdobbiadene, di Rive del Bacio. La novità, poi vado così a chiudere perché non voglio portare via tempo agli altri, che quest'anno abbiamo fatto proprio alla scuola enologica di Conegliano un incontro con tutti, con chi noi abbiamo invitato tutti, ovviamente chi si sono presentati, ma è stato un bel gruppo e diverse anche ristoranti, alberghi importanti, una guest card, cioè una card che da distribuire a chi soggiorna almeno una notte nel nostro territorio, verrà distribuita quindi dalle strutture ricettive che partecipano e poi anche dagli uffici IAT del territorio. Abbiamo la fortuna che gli uffici IAT del territorio sono tutti gestiti sempre dalla nostra organizzazione, dall'UMPLI, con ovviamente i suoi diversi appartenenti come il Consorzio Valdobbiadenese, la Proloco di Vittorio Veneto, eccetera, e quindi anche in questi uffici distribuiremo questa carta, destinata quindi solo a chi pernota, a chi sta almeno una notte nel nostro territorio. Questa è stata veramente accolta, io non me l'aspettavo, con grande entusiasmo, proprio anche, non sto qua a citare quali aziende, quali strutture ricettive e ristorative importanti del territorio, però ecco, voi se entrate nel sito della Primavera Prosecco, voi avete un elenco aggiornato di tutti gli esercizi commerciali che aderiscono a questa iniziativa. È appena partita e quindi ci stiamo lavorando e pian piano vediamo. Io vi ringrazio, non voglio portare via altro tempo. Ringrazio di nuovo Tommaso Razzolini per questa iniziativa, ci fa enormemente piacere. Lo scorso anno eravamo a Roma, grazie all'onorevole Angela Colmellere. Oggi ringrazio Tommaso Razzolini
che ha voluto, promosso e organizzato questo incontro. E grazie a tutti voi della presenza. Grazie Giovanni. Io intanto saluto la consigliera Alessandra Sponda che è entrata prima e anche il consigliere Marco Zecchinato, promotore, primo firmatario della proposta di legge giornata dei Colli Veneti. Adesso introduco Diego Tommasi, direttore del consorzio tutela della DOCG, un consorzio importante che offre un prodotto di qualità che rappresenta anche tutte le nostre aziende che hanno permesso la cura del nostro paesaggio, delle nostre colline, e è un consorzio che quest'anno lo scorso anno ha chiuso con 103 milioni di bottiglie. Quindi invito qui Diego Tommasi, grazie. Grazie Tommaso. Buongiorno a tutti e veramente un grazie per avermi dato questa opportunità di essere qui, è una nuova esperienza per me essere in questi consessi. Vi porto innanzitutto il saluto della Presidente Elvira Bortolomeol che sostituisco perché oggi pomeriggio alle 3 abbiamo il Consiglio di amministrazione e non poteva permettersi di arrivare magari un po' in ritardo così, per cui la sostituisco, ma al contempo anche un caro saluto da parte di tutto il Consiglio di amministrazione. Non ho portato slide, sarò abbastanza breve. 28 anni della strada del Prosecco superiore, 60 anni invece del consorzio, 1962-2022. 60 anni che l'ha portati, come diceva adesso Tommaso Razzolini, a produrre 103 milioni di bottiglie e quindi a trovare un perfetto equilibrio tra il potenziale produttivo dei suoi 8.000 ettari di vigneto e il potenziale, la richiesta commerciale. Questo quindi direi che dimostra che è una denominazione matura dove l'offerta incontra perfettamente la domanda. Questo ha già cominciato a dare i suoi primi segnali e nel 2022 il valore del nostro Prosecco è aumentato in valore, quindi in prezzo dell'8%. Quindi adesso il nostro obiettivo sarà sempre solo quello di mantenere queste quantità numeriche e cercare di alzare sempre di più il valore. Valore che è aumentato anche grazie ovviamente alla ripresa dell'Horeca dopo il periodo della pandemia. Di questi 103 milioni di bottiglie, circa il 41%, quindi già un po' di più rispetto al 2021, vanno all'estero. I primi 4 mercati sono la Gran Bretagna, la Germania, la Svizzera e poi gli Stati Uniti. Di questi 104 milioni, quasi 30 milioni vanno in questi 4 paesi. Ma soprattutto anche una denominazione dove la vendita diretta sta aumentando da un 5,8% del 21, siamo già saliti a un 8% e questo è un altro obiettivo importante in quanto una vendita diretta vuol dire anche maggior marginalità. Però se questa è una situazione, come dicevo, di equilibrio, ovviamente non dobbiamo, come si dice, dormire sugli allori, ma pensare a quelle che sono le sfide. Ed è quello che il nostro consorzio sta facendo in questi ultimi mesi. 4 possono essere i punti da ricordare. Primo, e io ritengo sia il più importante, il cambiamento climatico. Se persisterà questa situazione, noi rischiamo di perdere quasi 2.000 ettari di vigneti, che sono i vigneti storici, i vigneti delle nostre colline, i vigneti quelli eroici. Sono quei vigneti dove è difficilissimo avere l'acqua, dove è impossibile fare dei pozzi, e quindi ecco che il cambiamento climatico per noi sta diventando l'emergenza prioritaria, ed ecco quindi che abbiamo messo in piedi un progetto che verrà adesso reso pubblico in tutti i suoi dettagli nelle prossime settimane. Il nome è il Green Academy ed è un incubatore di tutto quello che il consorzio può fare in termini di cambiamento climatico. Pensate che i primi risultati di questi studi che stiamo facendo con l'Università di Cantabria ci dicono che potremmo avere un'annata come il 22 ogni 4 anni, quindi questo vuol dire veramente un clima che renderà sempre più difficile il nostro lavoro. Ma questa Green Academy si occuperà anche di sostenibilità, di CO2 soprattutto, e si occuperà anche di migliori tecniche agronomiche per gestire nel miglior modo possibile, sostenibile ma anche resiliente il nostro vigneto. Secondo argomento importante, seconda sfida, secondo obiettivo, abbiamo un territorio che sempre di più sta diventando grande attrattiva per il turismo. Ecco quindi che dobbiamo saper trasformare in valore economico per il turista, ma anche per chi è dell'indotto, questa grande opportunità, questo grande vantaggio, dove ovviamente il nostro prodotto, il nostro vino, sarà, almeno per i prossimi anni, al centro di questa opportunità, di questa possibilità. Allora anche qui un altro progetto, Wine Tourism Lab, un progetto anche questo che
è praticamente strutturato, ne avrà data notizia nei dettagli assieme alla Green Academy le prossime settimane, ma che prevede 3 capitoli. Il primo capitolo è il prodotto, dobbiamo essere sempre critici nei confronti delle nostre bottiglie, dei nostri 100 milioni di bottiglie, dovremo quindi sempre di più stare attenti che il livello qualitativo sia il massimo, quindi in modo scientifico, adesso non sappiamo ancora il numero esatto, ma fate conto, ogni 500.000 bottiglie ne vengono prelevate 2, vengono assaggiate con un esame ancora più rigoroso di quanto fa Valore Italia. Secondo, il paesaggio, e qui abbiamo già cominciato a dialogare con l'associazione UNESCO, paesaggio da valorizzare, da conservare, da tutelare, e quindi anche in questo caso attività che stiamo mettendo a frutto. Terza cosa, abbiamo ricordato il prodotto, abbiamo ricordato il cambiamento climatico, il territorio. E quindi anche in questo caso il territorio noi lo decliniamo soprattutto come accoglienza e quindi capacità di crescere per tutte quante le strutture che parteciperanno all'accoglienza, di accrescere il loro livello di qualità. Questo è un modo per essere preparati nei prossimi anni ad affrontare quello che dicevamo prima, questa grande opportunità turistica e quindi corsi di formazione per tutti quanti i partecipanti nella diversa filiera, con anche in questo caso un programma che è già partito. Le prossime settimane inizieranno delle visite per ogni singola struttura ricettiva per capire quali sono i punti di debolezza, ma anche i punti di forza di ognuno di questi. Terzo punto, dobbiamo sempre di più creare un sistema di senso di appartenenza, un sistema di comunità. Sempre di più dobbiamo far sì che ci sia un unico messaggio comune di tutti, ci sia un unico modo di parlare in tutta la nostra dominazione. Allora, qual è stata l'idea? Uno Young Club, riunire tutti quanti i giovani. Già abbiamo 80 giovani che hanno aderito, dai 20 ai 35 anni, indipendentemente dal lavoro che fanno, possono essere enologi, possono essere anche esperti di marketing o così via. Comporre questo gruppo per il momento di 80 giovani, riunirsi 2 volte all'anno per discutere di argomenti importanti, il futuro, la bellezza, il marketing o quello che sarà. Un viaggio in Italia o all'estero per capire quelle che sono le realtà da cui dobbiamo imparare, e poi ancora a loro l'ha assegnato il compito di organizzare un evento all'anno che sia anche un evento trasgressivo che vada fuori dai canoni a cui noi anziani o quasi anziani insomma siamo abituati. Quarto argomento, dobbiamo essere rigorosi, e questo è un messaggio che veramente tutto il Consiglio di amministrazione ha fatto suo e lo propone sempre con maggiore evidenza. Dobbiamo essere assolutamente rigorosi nel nostro modo di produrre, quindi il nostro disciplinare deve essere ancora più stringente, ancora più chiaro, ancora più fermo su alcuni punti, ed ecco quindi che si è già iniziato a dialogare con la Regione per una modifica del nostro disciplinare che porti verso questa direzione, tra cui anche in questo caso, in modo assolutamente innovativo, inserire in disciplinare alcune pratiche agronomiche che possono essere sì sostenibili ma andare a vantaggio poi della qualità. Quindi ecco, questo è un po' il programma del nostro consorzio, un consorzio a cui appartengono 3.300 famiglie, quindi circa 15.000 persone, 210 cantine, e quindi il messaggio, ecco poi la stretta collaborazione con la Strada, con la Confraternita, con il GAL, con l'associazione UNESCO, quindi questa attività così chiara ormai adesso siamo partiti e vorremmo nei prossimi, questi progetti hanno durata 2023-2025 per portare a termine questi primi obiettivi. Grazie, mi scuso se devo scappare, ma anch'io devo partecipare al Consiglio di amministrazione, per cui dovrò scappare subito. Grazie. Ringrazio il direttore Diego Tommasi, saluto anche il capogruppo PAN, già assessore all'agricoltura della Regione Veneto, e la collega Baldin che sono entrati da poco. Si è parlato appunto di turismo, di crescita delle presenze, quindi un territorio pronto ad accogliere tanti turisti, tante persone, pur mantenendo comunque e crescendo una cultura di quello che effettivamente noi possiamo offrire e di quello che siamo. Quindi per parlare di questo chiamo subito Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il Patrimonio dell'Umanità UNESCO delle Colline di Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno a tutti. Evito i saluti perché rischio di dimenticare qualcuno, per cui per fortuna c'è il nostro Tommaso Razzolini che riesce a nominarvi tutti.
Allora, intanto io credo che ringrazio per l'invito a prendere parte per la seconda volta a questo evento di presentazione. Io credo innanzitutto che però sia veramente necessario dire, e lo dico veramente dal cuore, un grazie a Giovanni Follador, perché è il presidente del comitato coordinatore di questa iniziativa, e oltre al fatto che è impegnatissimo sul fronte del volontariato, ma perché poi nei fatti è il deus ex machina di questo evento. E guardate, non credo che sia facile essere riuscito da un lato a inventarsi, diciamo, un format come quello della Primavera del Prosecco, e dall'altro essere riuscito già per 28 anni a continuare a portarlo avanti e soprattutto a farlo crescere, peraltro oggi nella sua versione, diciamo, finalmente integrale come era prima del Covid, perché comunque poi c'è stato anche il Covid che sicuramente non ha aiutato nessuno di noi a continuare a fare iniziative di questo genere. Nei fatti credo che riuscire a organizzare un evento così importante e così diffuso, che attraversa poi realmente tutte le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, è merito, credo, del fatto che Giovanni è un po', permettimi di dirlo, un sognatore. E io credo che, lo diciamo sempre, noi avremo bisogno di più sognatori proprio che amino da un lato la loro terra e che abbiano come obiettivo quello di valorizzarla e soprattutto di mettersi in prima linea per riuscire a valorizzarla. E tu tempo fa hai detto che questo è un territorio che guarda al futuro, ed è vero, ma hai anche detto che al tempo stesso ha in sé storia e tradizione. E tra la storia e le tradizioni sicuramente delle colline del Prosecco ci sono e ci devono essere le relazioni umane e soprattutto lo stare insieme che ci ha consentiti di arrivare dove siamo oggi. Per cui credo che ti meriti un applauso. Credo che fosse dovuto, perché veramente non è semplice riuscire a portare avanti, ripeto, per così tanti anni un'iniziativa che è cresciuta così tanto nel tempo. I numeri li avete visti e io li ricordo soltanto. Abbiamo parlato di 150 cantine che nei fatti producono Prosecco di OCG Conegliano e Valdobbiadene. Abbiamo parlato di 1500 volontari, lo ricordo anche qua. Se non ci fossero i volontari noi non saremmo in grado di mantenere il territorio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come è oggi e come nel 2019 è diventato patrimonio dell'umanità. Se non ci fossero i volontari noi non saremmo in grado tra qualche mese di aprire il cammino delle colline del Prosecco, perché loro sono coloro i quali ci consentiranno di di manutendere quel cammino. E abbiamo parlato di 160 ragazzi, quindi anche il coinvolgimento dei giovani che diventa fondamentale in quella che deve essere portare la tradizione e soprattutto regalare poi alle nuove generazioni questo patrimonio che oggi è diventato patrimonio dell'umanità, ma che noi dobbiamo essere in grado di conservare, sia da un punto di vista di tradizione, di cultura e di arte, ma anche da un punto di vista di sostenibilità. E stiamo a Venezia, l'anno scorso siamo stati a Roma, 2 culle della cultura, ma Venezia è la culla del Veneto, Venezia è ciò che ci ha fatto andare nel mondo e noi ci stiamo provando come Colline del Prosecco a creare questo link che secondo noi deve essere indissolubile, perché abbiamo una visione di medio periodo che è quella del 2026 con le Olimpiadi di Cortina e siamo sempre orgogliosi di ricordare che ci piace essere l'anello di congiunzione come sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene tra Venezia e la sua laguna, che è stato nei fatti il primo e più importante, direi, sito UNESCO del Veneto, fino ad arrivare alle Dolomiti Bellunesi, che sono ancora una volta un sito UNESCO e soprattutto hanno la perla delle Dolomiti che tutti ricordano, che è appunto Cortina. Per cui trovarci oggi, e ringrazio appunto Tommaso di questa idea, è fondamentale, e poi trovarci all'interno del Consiglio del Veneto, quindi all'interno di un'istituzione. E noi siamo sempre sostenuti come Colline del Prosecco, ma direi non soltanto come colline, penso anche alla giornata dei colli che è stata istituita l'anno scorso, siamo sempre al centro dell'attenzione della Regione, che contribuisce non soltanto con idee, ma nel mio caso sicuramente come associazione anche con un sostegno economico che diventa fondamentale per portare avanti quelle che sono le nostre iniziative, inclusa anche la Primavera del Prosecco. Mi meraviglio nel vedere che siamo soltanto 5 coloro i quali non solo patrocinano ma anche sostengono la Primavera del Prosecco, perché quel numero deve crescere tanto quanto le cantine, questo è poco ma sicuro, e te l'ho già detto Giovanni, ci metteremo d'impegno, perché veramente dobbiamo stimolare coloro i quali sono sul nostro territorio a partecipare. Un obolo
non toglie niente a nessuno, ma dimostra appunto quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto di voler essere in primo piano, in prima fila per valorizzare il nostro territorio, che diventa fondamentale, per dare quel senso di appartenenza, come diceva prima Diego Tomasi, che è quel valore aggiunto che credo noi veneti sappiamo portare a 360 gradi. La primavera del Prosecco non dimentica appunto la giornata dei Colli, che si terrà quest'anno il 26 di marzo, e giornata importante perché, io lo dico in questo caso come direttore di Coldiretti, e l'abbiamo detto tante volte in passato a Regione, e mi fa piacere che sia stata accolta proprio questa sollecitazione. Abbiamo la pianura, abbiamo la montagna diciamo sempre che è fondamentale perché ci aiuta a mantenere vivo un territorio che diversamente sarebbe abbandonato, ma la stessa cosa vale per le colline, anzi tante volte le colline vengono dimenticate perché non hanno chiaramente quell'economia che può avere la montagna, ma si trovano magari in situazioni ancora più svantaggiate. Penso alla zona della Pedemontana, penso a tante situazioni che sono vicine alla montagna ma hanno comunque le stesse problematiche, eppure per esempio gli agricoltori fanno un lavoro straordinario di manutenzione e quindi vanno sostenuti, per cui un plauso veramente a Regione per aver pensato a questa giornata, che non deve essere solo celebrativa, deve essere anche un modo per mettere insieme quelle che sono delle fasce altimetriche diverse e che, ripeto, proprio per il valore aggiunto che portano devono essere tutelate e difese. Ultime due cose che vi dico, mi fa piacere perché quest'anno tra le varie cose c'è anche una nuova veste degli infopoint, che poi daranno informazioni appunto su quelle che sono le iniziative organizzate dalla primavera del Prosecco, e pensiamo anche agli yacht che sono stati poi citati e nominati all'interno della tua presentazione, Giovanni. Io ringrazio, visto che ce l'ho qui, il sindaco di Valdobbiadene, perché domenica inaugureremo la festa di San Gregorio e inaugureremo anche il primo punto yacht, che nei fatti è la massima espressione delle colline del Prosecco Niconegliano e Valdobbiadene. Io spero veramente che tutto il territorio delle colline sia tappezzato di questa immagine, perché diventa un modo per trasferire l'informazione, cioè il fatto che le nostre colline, che io dico sempre colline, non aggiungo Prosecco, Conegliano, Valdobbiadene, ma non perché non mi piaccia il nome, anzi il senso di appartenenza c'è, ma perché veramente a noi piacerebbe che in tutto il mondo prima o poi, quando si parla di colline UNESCO, l'associazione sia fatta soltanto a quella piccola fetta di territorio di 9.700 ettari che però ci ha portato veramente in tutto il mondo. E siamo partiti con un'idea che è stata tra l'altro entrata tra i primi 76 progetti di UNESCO, del World Heritage Center, ci è arrivata la comunicazione 2 settimane fa, con i cosiddetti narratori della bellezza. Cosa vogliamo fare? Prenderemo giovani tra i 18 e i 35 anni, e qui ringrazio anche il consorzio di tutela del Prosecco di OCG perché ha partecipato a questa iniziativa, e li formeremo perché noi abbiamo bisogno di avere dei giovani che raccontano il nostro territorio, e lo raccontano a 360 gradi, parlando non soltanto del Prosecco di Conegliano di OCG, ma parlando di tutte quelle che sono le produzioni tipiche e locali. Io ricordo soltanto che il Veneto è la prima regione in Italia per denominazioni, ne abbiamo 95, e siamo i primi per produzione di prodotti tipici, ne abbiamo 347, per cui veramente diventa un valore aggiunto che va assolutamente raccontato e va promosso. Quindi non soltanto il Prosecco, che è fondamentale, io lo ricordo sempre, ci mancherebbe, il sistema Prosecco diventa fondamentale per la nostra regione, ma anche altri prodotti che vanno raccontati, ma non soltanto i prodotti, l'economia del territorio, l'arte, la cultura, ciò che abbiamo come storia. Quindi formare i giovani diventa uno strumento fondamentale perché loro stessi riescano poi a raccontarlo. L'altro ieri abbiamo inaugurato un'altra idea a Palazzo Balbi, che è quella appunto di questi 28 creators che racconteranno il Veneto in questi mesi di competizione, e che credo sia necessario veramente coinvolgere in quelle che sono le nostre attività di comunicazione. Non soltanto loro, perché il Veneto è una fucina anche di, tra virgolette, influencer, e basta che veramente andiate a vedere le loro pagine Instagram per capire che amano il Veneto, e lo amano a tal punto che riescono veramente a comunicarlo meglio di come siamo in grado di fare noi. Quindi l'unica soluzione è quella di dare a loro questo compito, perché lo fanno con passione, e quando le cose vengono fatte con passione come questa portano sempre a degli ottimi risultati. Io spero che i narratori del Veneto poi possano essere coinvolti anche in questa idea che hai avuto, cioè di nuovo format e nuova veste degli infopoint, perché dal prossimo anno secondo me saranno veramente delle figure che noi potremo introdurre nel mercato e che potranno anche in questo modo trovare lavoro, e questo diventa fondamentale per dare un input anche alla nostra economia.
Ultima cosa, abbiamo dato in anteprima al governatore in questi giorni il cofanetto tabacco che contiene i nostri 40 itinerari che abbiamo mappato grazie al lavoro fatto da Giovanni Carraro, che direi che è il massimo esperto nella zona, e li distribuiremo a breve, e credo che i primi comuni che riceveranno le copie insieme alle nuove brochure delle colline del Prosecco di Conegliano dovranno per forza essere quelli che accolgono la primavera del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Grazie a tutti. Grazie Presidente Montedoro. Adesso chiamo Isidoro Reboli, Presidente della Strada del Prosecco Superiore, strada del vino più vecchia d'Italia, a conferma della storicità del nostro territorio vitivinicolo. Prego Isidoro, grazie. Grazie Tommaso, buongiorno a tutti. Giovanni, che dire, 28 anni, era ieri, ti ricordi le prime riunioni, le prime guerre solo per mettere il marchio Primavera del Prosecco in tutte le manifestazioni che c'erano sul territorio. Sono state fatte riunioni sopra riunioni, una dietro l'altra, e forse non avrei mai pensato un giorno di essere qui a presentare Primavera del Prosecco. Credo che sia un sogno in qualche maniera. Giustamente prima Marina diceva solo dei sognatori fanno questo. Effettivamente credo che eravamo 3-4 pazzi che siamo partiti a fare questa iniziativa. E posso assimilare questi 3-4 pazzi a altri 3 pazzi che sono partiti nel 66, che era il professor Schiratti, Mazzotti e il Cosmo, che hanno creato la strada del Prosecco, la strada più vecchia d'Italia, come si dice. Partiti per un viaggio nella Weinstraße, dicono perché, vedono come è fatta, vedono perché non si può duplicare questa cosa sulle nostre colline di Conegliano e Valdobbiadene. Sono partiti, sono tornati indietro e hanno dato vita dopo un po' di tempo a questo percorso. Probabilmente è stato il primo percorso vero e proprio di marketing territoriale, passatemi la parola, che è nato nel nostro territorio. Sicuramente all'epoca loro andavano in giro a vedere le botteghe del vino, hanno creato le botteghe del vino, sono andati in giro per cercare di capire non se c'era qualità o non c'era qualità, se il vino era buono o non era buono, se sapeva l'aceto o se si poteva bere. Dunque sicuramente sono stati precursori in qualche maniera del territorio, avevano iniziato a creare gadget, avevano creato una serie di cose che poi purtroppo negli anni, una volta mancati loro, c'è stato un po' di vuoto, e credo che noi con la Primavera del Prosecco siamo in qualche maniera abbiamo iniziato un po' a coprire questo vuoto perché alla fine credo che, come loro dicevano all'epoca leggendo gli scritti, cosa è importante? È importante la qualità che proponi, e la qualità di un territorio si misura attraverso molte cose, come voi mi insegnate. Io dico, è fondamentale in questo momento, andando avanti, i servizi che noi proponiamo. Ormai il territorio conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, è un territorio che è conosciuto in tutto il mondo. Il turista che arriva da noi è un turista avveduto, preparato, un turista che si aspetta dei servizi di qualità, che si aspetta veramente di trovare quel quid in più. Ecco che il nostro scopo in questo momento di tutti quanti, prima diceva giustamente il direttore Tomasi, bisogna fare formazione, continuare a fare formazione senza mai smettere, formazione agli addetti ai lavori proprio per far crescere completamente la qualità che il territorio può proporre. Non possiamo più permetterci di improvvisarci, in nessun ramo ci si improvvisa più, sicuramente nel nostro peggio ancora, perché al giorno d'oggi sappiamo social, non social, guai, un passo falso poi viene visto in maniera che non va assolutamente bene. Dunque la formazione che assieme stiamo iniziando a mettere in piedi con i vari enti che si occupano di questo. La strada del vino, oltre alla formazione, chiaramente si occupa proprio in questa direzione di fare anche degli eventi di qualità, tipo come si chiama, la Prosecco, pardon, la 100 miglia, mi sono perso un attimo, la 100 miglia che ogni anno
porta sul territorio delle autovetture storiche importantissime che arrivano da tutta Europa, non solo dall'Italia, per fare il giro del nostro territorio, e porta soprattutto dal punto di vista poi di un ritorno di immagine anche mediatica un senso di qualità di servizio, qualità di qualità di territorio. Questo appunto va su questa direzione. Poi con l'Eliano Valdobbiadene Experience, che è una manifestazione che facciamo a giugno, è un momento dove si propone subito assieme, dopo la fine della primavera del Prosecco, si propone in qualche maniera di dare l'opportunità ai nostri 230 soci di fare una vetrina delle loro aziende, in modo che possano portare quello di più che possono fare, o meglio che possono fare, in modo che il turista riesca a ricevere delle emozioni, perché fondamentalmente noi dobbiamo dare delle emozioni ai turisti, e questo è quello che in qualche modo questa manifestazione vuole fare. Con il Eliano Valdobbiadene Guide invece è una guida che facciamo sul territorio, sempre in collaborazione con Primavera del Prosecco, e ecco che anche questo è un mezzo, diciamo, da poter dare al turista. Questo per dire cosa? Per dire che fondamentalmente la strada, che in questo momento è proiettata sicuramente in avanti, è proiettata proprio nel alzare, e ripeto ancora, alzare il livello della proposta turistica, perché solo questo in questo momento è lo scopo. Adesso si parla molto di enoturismo, però l'enoturismo si fa proprio in questa direzione, secondo me, nel senso posso dire, il nostro territorio è in un momento di poter scegliere cosa vuole essere, perché noi possiamo pensare di portare qua milioni di persone, però non siamo in grado di gestirle, non abbiamo infrastrutture, non abbiamo un territorio che si presta a questo. Oppure abbiamo la possibilità di scegliere di portare un certo tipo di turismo, per farci capire, turismo tipo Langhe, tanto per avere un'idea, che è un turismo avveduto, un turismo che viene sul territorio sapendo cosa vuole. Credo che sia questa la nostra strada da fare, perché l'altra purtroppo non è percorribile, non siamo in grado di gestire dei flussi troppo importanti di persone. Dunque la nostra associazione, e credo che comunque è una cosa che abbiamo condiviso anche con altre associazioni del territorio, va verso questa direzione, cercare proprio di fare qualità, un turismo non di massa, ma un turismo di qualità. Questo è un po' il concetto. Io non sono bravo come i relatori precedenti, se prima Giovanni Folodoro dice sono emozionato, lui che sono una vita che fa questo, immaginate me. Io che è la prima volta che mi metto in una situazione così nella regione Veneto, sono un po' frastornato, dunque mi scuso se ho fatto un po' di confusione tra una cosa e l'altra. L'unica cosa sicuramente è che ci mette d'accordo tutti quanti quelli che sono dentro qua, gli amministratori, e Giovanni, Marina, il vicepresidente della regione Tommaso e Tomasi, è che amiamo il nostro territorio. Questo è quello che ci fa la differenza. Noi lo amiamo e lo portiamo sul campo completamente tutti i giorni, l'amore che portiamo per questo territorio, ed è questo secondo me che ci fa essere grandi come siamo ora. Grazie mille. Grazie Isidoro. Allora adesso io inviterei tutti i sindaci, i relatori a fare la foto per poi il comunicato stampa, e giù al piano terra c'è il rinfresco a base appunto con i prodotti delle PPL, piccole produzioni locali, grazie appunto alla legge regionale, quindi l'importanza del Consiglio regionale si può notare concretamente, in questo caso assaggiando le qualità del territorio.